sola, sola adoro e adorerò per sempre. Nessuno sa che cosa sia la musica. Adriana Basile è il mio nome. Sì, mio fratello è giambattista, scrittore che nel suo punto ha narrato i Puntina. Dalla mia bocca non escono parole, ma no. Aspettatemi, aspettatemi, sentate! È l'umore della mia dama. Oh, che osservi, mi discaccia, mi discaccia. All'adorata Giulia De Carlo, prostituta, commediante, cantarina, impresaria. Correte, correte, venete le belle donne, empiete le voragini profonde. Permettetemi però che io vi racconti la mia storia. Chi sono? Amavo esibirmi La divina. e non esitavo ad accontentare una richiesta da parte di chi, come me, considerava la musica una terapia che allietava la vita. Sapeva dare piacere agli uomini fino a inerbetire. Ma udite e giudicate voi stessi se io non ho il potere di stregarmi. Fulgide sere, se ben se tenere, già finto restare. Sappiamo che può placare il dolore, che può nobilitare la volontà, raffinare il gusto, placare un cuore selvaggio. La musica può intenerire le rocce e perfino raddrizzare una quercia con tono. Eppure nessuno sa cosa sia la musica.